Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici ed eccoci qui ancora insieme per una serata live di Sibille Interattive Gratuite. Abbiamo Hildegard e Marietta Veneziano, io sono ospite nel canale della Hildegard. Nel canale di Hildegard. Facciamo le ospitate vicendevoli. Allora, con questo appuntamento apriamo la serie di incontri. Un po' di caffè perché siamo una serie di incontri della settimana. Riti operativi, robe magiche, siamo un po' consumati. Allora, spero che ci sentiate bene, vediamo se si può fare qualcosa per eventualmente migliorare l'audio. Allora, a parte aver detto appunto felice settimana anche a te Chiara, buonasera Pierluca, Ciao, Fiorella, buonasera Fiorella e buonasera Valentina, poi ovviamente salutiamo perché stiamo saltando da una cosa all'altra. Allora, carissimi, con oggi cominciamo gli appuntamenti delle dirette settimanali. Siamo ovviamente qui con voi per una mezz'oretta, insomma, di tempo durante la quale appunto staremo insieme e risponderemo a una domanda in modo gratuito. Sì. E ricordo a tutti sempre che dovete mettere nella domanda il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro e se la domanda riguarda un'altra persona, il nome e la data di nascita di questa persona è importante, mi raccomando. Esatto, giusto. Ma hai già parlato del sito del capitano? Beh, in altre dirette sì, ma questa sera non avevo ancora detto niente, dunque vi ricordiamo che è online dal 2015 il sito www.ilcapitano.altervista.org. Il sito raccoglie molte dispense gratuite di radionica, dispense che ovviamente a suo tempo ha preparato il Marietto, anche in collaborazione con altre persone dei gruppi con cui appunto erano le grotte, te lo ricordi? Le grotte magiche, si incontravano prima ancora loro proprio per studi esoterici e studi di radionica, radiestesia e sono nate queste dispense che il Marietto ha messo a disposizione gratuitamente per tutti. Ma mi hai detto uno che sono le più copiate le più scopiazzate, non solo scopiazzate ma anche rivendute. Ma le rivendono pure, sì. Però vabbè. Le rivendono nei corsi. Sì, fanno bene, lasciamole andare. Ma sì. L'importante è che la radionica abbia la sua diffusione, perché è una disciplina importante, è una disciplina insieme alla radiestesia che può fare la differenza, anche se magari è lenta, non lo so, poi ognuno ha i suoi tempi di assorbimento, ognuno ha la sua sensibilità alle onde di forma e alle energie radiestesiche, dunque come sempre è un metodo molto valido che però ha esiti diversi da persona a persona. Bene, detto questo, dunque sappiate che sul sito troverete molto materiale gratuito con le spiegazioni, qualora doveste avere bisogno di spiegazioni in più troverete sui nostri canali YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano e per quanti non dovessero conoscere il suo canale YouTube cercassero Marietto Veneziano e lo troveranno tra l'altro nelle playlist le spiegazioni di radionica e radiestesia. Stessa cosa per il mio canale YouTube dove troverete tramite le playlist tutte le spiegazioni per i circuiti che sono stati distribuiti gratuitamente sul sito ilcapitano.altervista.org, dicevi? Ma non abbiamo anche qualcosa tipo shop? Certo, c'è anche una sezione shop dove troverete i nostri servizi a pagamento. Questo per esempio è un ciondolo di protezione, un talismano di tradizione cabalistica che però è programmato anche con oltre 9 livelli difensivi e anche altri programmi di riequilibrio in maniera radionica, cioè dunque con la radionica e con la radiestesia. Cosa costa? Ha un costo di 150 euro la versione base, con tutti i programmi difensivi chiaramente. Vi invito comunque ad andare a vedere sul sito quello che fa questo ciondolo e per qualsiasi programma aggiuntivo ogni programma ha un costo di 10 euro.
più 9,50 di spese di spedizione, raccomandata 1, vi arriva a casa nel giro di pochi giorni. Bene, se vi interessa contattateci. E ovviamente siamo disponibili in privato anche per consulti a pagamento. Aiuti, guarda che ti vedo da là. 20 euro, 45 minuti, dunque se vi interessa contattateci. Il mio numero è 347 8702 622. Bene, direi che abbiamo concentrato. Tutto, andiamo avanti con i nostri ospiti. Possiamo cominciare a riprendere a salutare. Dunque, eravamo arrivati a Pierluca. Buonasera Marina, buonasera Maria, buonasera Miriana, buonasera Beatrice, buonasera Persefone, Mara, buonasera Marisa, buonasera Cinzia, buonasera Perla, buonasera Laura, buonasera Simona. Benissimo. Allora, intanto ci sono questi amici che hanno lasciato saluti, domande, dunque intanto ringraziamo tutti quelli che passando da qua lasciano un saluto, che ci fa piacere, ci sentiamo sostenuti. Sì, certo. Bene, direi di cominciare a rispondere alle domande. Dai, via, partiamo. E questa sera siamo ospiti del favoloso canale Il Degan. Allora, le sibille sono qui, eccole. Allora, cominciamo. Valentina, 14 aprile 86, faccio bene ad accettare la proposta di lavoro. Vediamo come va. Ma allunghiamo, va? Allunghiamo, dai. O vuoi che facciamo 7 e rispondiamo? No, vedi che ci sono poche domande. Ecco, va bene. Allora, allunghiamo. Per Valentina, 14 aprile 86, è la proposta di lavoro. Vediamo come va, se l'accetta. Abbasso il... ok, sì. Allora, il taglio non è esattamente entusiasmante, però potrebbe anche indicare la sua condizione attuale, nel senso che magari c'è grande rimpianto, abbattimento, un senso quasi di impotenza e, come dire, anche la preoccupazione che potrebbe avere in questa scelta. Dunque, o il timore di avere dei rimpianti, o il pensiero di non avere alternative, insomma, c'è qualcosa di... non è un taglio leggero. Un pelino pesante, esatto. Vediamo un pochettino però cosa dicono. Un po'. È una donna forte, vediamo la nostra amica. È una donna... Allora, facciamo anche così. Sì, bene. Ecco qua. Allora, Marietto, come vediamo c'è una linea abbastanza interessante perché lei effettivamente è una donna in gamba, determinata, costante negli suoi impegni. Lavoro, ma può anche indicare che per un lungo periodo in passato, insomma, magari era in attesa di risultati, era in attesa di qualche cosa e finalmente, dopo lunga attesa, arriva un qualcosa. Una svolta interessante. Esatto, novità che riguardano proprio alcune concretizzazioni, alcune cose su cui lavorava da tempo e forse, non so se, vediamo la data perché non me la ricordo, 86 potrebbe aver messo da parte per un periodo il lavoro per seguire la famiglia, dunque diciamo che questa situazione comincia ad aprire delle porte, forse anche grazie ad un'amica, una presenza femminile o comunque un'amicizia, una conoscenza importante per lei perché l'ha saputa sostenere. Poi però... Vediamo che però al presente... c'è qualcosa che non va. Allora, diciamo che c'è questa proposta, forse anche in modalità diverse, può essere anche stata più di una proposta di collaborazione, però potrebbe anche, vedi, la vedo un po' in pensiero, forse o per mancanza di, come dire, di sicurezze, o forse perché non è proprio vicino casa, potrebbe indicare... Sembra anche qualcosa lontano. Potrebbe indicare che magari la sua perplessità sia legata a qualcosa di tanto diverso da lei o di lontano. Esatto, Dunque, però la collaborazione invece ottima, nel prossimo periodo darà bellissime cose, perché
Vedi, queste sono proprio le attività, l'impegno, si i vede che conseguimenti. questa carta qua sta a indicare che è una persona molto volonterosa, molto Esatto, che se la fa, attiva. che è anche una brava comunicatrice. Ma vedo. sicuramente ci sarà proprio una riunione dove verrà confermato il contratto. Sì, Dunque, sì. secondo me, in ogni caso è possibile che tu stringa questo accordo, anche se diciamo che ci saranno degli aspetti da chiarire, non tutti subito alla luce del sole, e come potrebbe anche indicare che dovrai impegnarti e applicare molto la tua forza di volontà. Forse perché una delle sfide è proprio dover viaggiare probabilmente, o comunque la sfida è riuscire nel futuro, ma guarda qui. Sembra un ritorno. Mi sembra qualcosa di molto interessante comunque. Sì, c'è qualcosa che sembra che abbia... Allora, diciamo che è vero che sei tormentata, è vero anche che probabilmente hai degli ostacoli o non sei totalmente supportata. Potrebbe anche indicare che qualcuno in passato non era esattamente un tuo fan sul posto di lavoro. Diciamo tutta, è proprio così. E magari questo ti ha spinto anche ad analizzare, a prendere in esame qualche altra situazione. C'è del tormento, forse potrebbe indicare che un po' di perdita di soldi. Che magari accettare questo contratto potrebbe voler dire che magari ha più spese per poter raggiungere il posto di lavoro, oppure un minore incasso, un minore stipendio rispetto al passato, ma qui questa carta dice che c'è tutta una serie di possibilità di sviluppi futuri positivi. Sì, Dunque, sì. Questa è una carta molto forte, collegata a questa si va a capire che c'è speranza, no? Sicuramente le sue qualità potrebbero metterla in evidenza, sì. Bene, speriamo di averti aiutato. Comunque, sì, Valentina, sì. Valentina ci farà sicuramente qualcosa di positivo. Andiamo avanti. Fiorella, 14 maggio dell'80. Vorrei sapere se posso fidarmi in amore di Alessandro. 13 dicembre dell'80. Ci stiamo frequentando. Bene, vediamo. Vediamo un po'. Vediamo allora Alessandro e Fiorella. Intanto, Marietto, vogliamo vedere se c'è raggiunto qualche altro amico per salutare. La Laura e la Rosa. No, siamo rimasti a Rosa, va bene. Andiamo su. Buona. E torniamo da Fiorella, 14 maggio dell'80, vuole sapere se può fidarsi di Alessandro, 13 dicembre dell'80. Vediamo un po' se si può frequentare, cioè se si può fidare di questo Alessandro. Un po', è in attesa. Osserva bene la situazione, mi raccomando, e cerca di capire quali sono i messaggi. Esatto. Perché è un grande punto, non è male, però un punto di domanda c'è per i messaggi. Vediamo, siamo positivi. Certo, ora vediamo cosa. Beh, è stato difficile. Il passato impegnativo, non sono saltello. Allora, inizio io o inizi tu? Inizia tu, cosa le diciamo? Ma nel passato c'è stato veramente, Fiorella, dei periodi impegnativi in cui insomma c'era gente che diceva tante bugie, tu che anelavi sicuramente qualcuno, grandi momenti di sconforto, e poi sicuramente qualcosina di impegnativo, ma non troppo. Questo è un passato recente, no? In cui si è stata delusa molte volte, anche perché vedere persone non dicevano veramente. Probabilmente qualcuno ha cercato intenzionalmente di farti star male, perché si vede. C'è quasi la volontà di confonderti. Esatto. O di sfruttare un po' le occasioni, perché qui la stanza si vede che poi Allora, sicuramente hai avuto delle precedenti delusioni, forse per promesse non mantenute, per voci di corridoio, oppure proprio per qualche notizia che ti ha gettato un po' in uno stato di confusione, e forse a confonderti è stata la notizia di qualcosa, di qualcuno che si è allontanato. Comunque, a parte qualche rimpianto dei vostri incontri, diciamo che ti vedo adesso al presente
un po' tu bloccata. È come se C'è tu proprio hai un dei blocco desideri, qua. hai delle aspettative, vorresti realizzare delle cose, ma sei un po' col freno a mano tirato, forse a causa di questa linea. Se non sei tu, chiaramente potrebbe indicare che lo è Alessandro, visto che la domanda comunque riguardava certo, lui, se si poteva fidare. Cerca di leggere tu in base a quello che perché ti stiamo dicendo, non conoscendo lei. la situazione, Certo. noi diciamo quello che indicano, ma potrebbe tranquillamente indicare o parlare di Alessandro e del suo passato. Esatto, questa linea Potrebbe essere un po' bloccato lui, però guarda che la situazione, che anche se parte più come un'amicizia dove si sta bene, si chiacchiera volentieri, si sta bene, c'è anche un qualcosa. Attenzione, perché se ti parla di una qualche ex o di qualche persona del passato, potrebbe essere la persona di cui lui, a causa della quale lui è ancora un pochino bloccato. Attenzione però, perché questa situazione in realtà è destinata a svilupparsi positivamente. E come? Perché passerete dei bei momenti insieme, spensierati, dove starete bene, e forse comincerà a pensare, perché vedi che tu stai chiedendo se lui ti puoi fidare di lui comincerà a pensare di nutrire dei sentimenti nei tuoi confronti. Ma anche sentimenti importanti, non dei sentimenti alla Dunque curiosa. potrebbe veramente coinvolgersi più di quello che ti aspetti, perché le carte successive, e dunque come prosegue questa cosa rispetto anche alla tua domanda, se puoi fidarti di lui o meno, io direi proprio, se le sibille stasera non sono in vena di scherzi, direi proprio che c'è qualcosa ad attenderti, qualcosa di molto positivo. Molto positivo con Alessandro. Molto, molto anche positivo. perché tu sarai molto disponibile. Ci sarà molto da fare anche, forse avrete tanti obiettivi poi insieme, Sì. o una grande compatibilità che vi spingerà a condividere moltissimo. Dunque, per quanto riguarda l'esito, è chiaro che una delle sue preoccupazioni è ancora legata a una figura del passato. Vedi che qui c'è probabilmente una ex moglie agguerrita per la questione economica, oppure ci sono dei vecchi problemi che stanno trascinando, sì, un matrimonio che era basato probabilmente solo su money? Sì, probabilmente sì, o comunque sono in sospeso pendenze economiche per le quali hanno dei disguidi, però nei tuoi confronti c'è un gran signore, che vuol dire che sarà un personaggio di spicco, una brava persona sempre. Si direbbe un uomo valido, ok? Sì, Dunque un uomo valido. non vengono carte che fanno pensare che non ti possa fidare di lui, sicuramente però ha il suo trascorso come tutti. Qualcosina ci sente sotto il tappeto. Parole. Osho, sto scherzando. Allora, vediamo un pochettino la domanda di Miriana. 6 febbraio 96 e Giuseppe, 15 ottobre 91, ci sarà il ritorno, vediamo se Giuseppe torna. Allora, yes, grazie. Sì, sono io che mi freno. In passato ho avuto esperienze negative. Cavoli, c'era il freno a mano con la sgommata pure. Allora, mi raccomando, vi voglio anche dire una cosa: se recentemente avete già fatto una domanda a cui vi è stato risposto, o lasciate passare un po' di tempo, oppure non fate sempre la stessa domanda. Le sibille... Com'è siete fortunati, perché io ho un po' di Alzheimer, mi dimentico, ma con lei no. Io... Lei non se ne dimentica. Allora, dunque vediamo per... Perché io ho alcuni che mi fanno sempre la stessa domanda, per cancellarla. Che tu non le ricordi. Allora, vediamo se c'è il ritorno di Giuseppe verso Miriana. Dai, vediamo, dai, su.
Allora, il taglio è incoraggiante, però potrebbe anche parlare di novità più che di ritorni, e vediamo che qualche cosa, qualche notizia potrebbe darti qualche conferma. Sembra che positivo. Qualcuno può venire anche a dirle, sai, lui ti sta rimpiangendo. Chi lo sa? Vediamo. È una nota lanciatissima. Guarda qua, però ne discusso tantissimo. Sì, lì c'è stato poco fiamma. Ai, cosa vedo? Cosa vedi là sull'esito? Ma faccio finta di niente, Non dico niente. No? No. Fai interpretare me? Sì. Ok. Allora, abbiamo una linea del passato un po' qua. Di che età parliamo? Fammi vedere. Sono giovanissime. Esatto, qui abbiamo detto 96, ci stiamo parlando di 25 sono anni. Giovanissime. E 29, dunque, cioè 29, no, quasi 30. Va bene, insomma, comunque, degli sbarbatelli ancora. Confronto a me che sono ormai trisnonno. Sì, che trisnonno, adesso non esagerare. Sono più di primo pelo, Ecco, va bene, così va già meglio, però trisnonno. Allora, carissima, che dirti? Probabilmente si è un po', come dire, mosso nel passato perché tra te e una ex, no? C'è qualche cosa che compare comunque un'altra figura, un'altra persona. E qui, vedi, potrebbe essere una persona leggermente più grande di lei, tra l'altro, in età. Questa qui, qualcuna. Dunque diciamo che la situazione è rimasta un po' in sospeso, vedi che c'è qua una cosa così, però che lei sta aspettando, che però il presente è un pochettino, è un pochettino salita, perché vedi qua grandi discussioni. Poi c'è questa donna maritata, che potrebbe essere questa donna maritata? Ma intanto potrebbe indicare comunque che durante qualche conversazione le abbiano dato qualche notizia che l'ha turbata un po', vedi che c'è un turbamento legato a... Presente? Magari, questa linea è presente? Sì, questo deve essere avvenuto o di recente o sta per avvenire, dunque qualcosa proprio attuale, mentre è con degli amici, dunque gli amici potrebbero darle qualche informazione un po' così e lei, insomma... Ma veritiera però, attenzione perché non c'è il delirante, sembra una... Sì, qualcosa che le viene detta, però la turba. Allora, c'è qualcosa comunque durante un incontro, una situazione che però va cambiando, dunque solo che non va cambiando tanto bene, perché è come se... Cioè io la vedo molto forte, lei, la vedo una donna... Sì, ma guarda... lo so, dopo... Sembra quasi che tutti e due siano veramente validi, ma c'è qualcosa che li vuole distanziare. Secondo me succederà qualcosa, nel senso che è possibile che lui abbia cioè una causa di rottura fra voi potrebbe essere data da una relazione, qualcosa così. Un flirt un po' più di un flirt. Anche secondo me, perché secondo me, vedendo anche altre carte, sembrerebbe che un tipo che gli piace anche fare qualche flirt ogni tanto, qualche uscita di campo. Dunque, sai, poteva anche sembrare una carta di ritorno subito questo, ma con militare e superbia ti nasconde qualcosa, potrebbe invece indicare che è tornato da un'altra persona del passato. E nasconde qualcosa di grosso. Probabilmente tu verrai a saperlo fra poco. Però, che dire, qua... Grande punto di domanda. Questo è un grande punto di domanda. Lui pensa al flirt e vorrebbe però... Qui è un po', sai, dovremmo poter approfondire diversamente, perché secondo me o lui con un flirt, potrebbe anche essere che un flirt si trasformi in qualcosa di più per lui, capisci? Vedi, questa qui è una carta che fa quasi sembrare un matrimonio. Dunque, magari sì, anche un fidanzamento, potresti venire a scoprire di un qualcosa che invece
cresce per perché lui è molto. pensieroso qua, vedi? Cerca di mettere qualche cerotto sulla diga, e però dopo purtroppo i sentimenti fanno andare là. Potrebbe avere magari 2 suoi contemporaneamente. Sì, però uno diventa serio e Uno non diventa sappiamo serio. dire con chi. Perché chiaramente non conoscendo bene la situazione. Però diciamo che la situazione è lì. Dai, via, un 50-50? Sì, non è facilissimo questa interpretazione. Sì, non è facile. Andiamo avanti. Comunque, occhio. Occhio, Fiorella. Allora, no, era Miriana. Miriana, scusa. Andiamo giù perché Fiorella le va bene. No, l'Alzheimer, ve l'ho detto. Allora, andiamo a Persefone, dice di chiamarsi Mara, 22 febbraio 87, come sta Roberto, 14 settembre 58 dopo la rottura sentimentale con me. Bella domanda, Vediamo come sta Roberto, vedi, ecco, ha spiegato che hanno rotto, dunque brava, molti dettagli. Guarda un po' se è arrivato qualcuno di nuovo. Roberto? Abbiamo Axel, ciao, che è Axel. Ida, ciao. E poi Roberta. Ciao Roberta. E poi non riesco a leggere. Vali tutto. Ecco un'altra Roberta. Un'altra Roberta. Allora, vediamo, torna su perché ho già dimenticato il nome della persona. Per fortuna l'Alzheimer ce l'ho io. E vabbè, con tutti che si... vedi Roberto, mi sembrava, però mi sembrava anche troppo. Vediamo come sta Roberto, 14 settembre 58. Dopo che l'ha lasciato Mara. Dopo la rottura con Mara, vediamo un po'. Allora, lei 87 e lui 58. Voilà. Non sta mica tanto bene. Ma non è neanche, adesso poi vediamo la stesa, perché il pensiero è qualcuno che cerca soluzioni, progetta e forse anche a seguito di alcune novità. Sì. Però il pensiero c'è, robe nascoste. Però. Come sta? Ma lui a me mi sembra che è un galletto, sì. Un gallettino, 58 ma un gallettino, Anzi, allora, il passato era un po' nascosto con dei chiaroscuri più scuri che chiari. Secondo me è cominciata come una relazione extraconiugale, sì, perché vedi che c'è anche un'altra donna qua. Sì. Però lei è forte. È andata avanti. La nostra Mara è forte, però lui era un po' ticchietto di sentimenti. Oppure, insomma... Da mettere sempre a prova? Anche. Diciamo perché che la domanda lui, è come sta lui? Come sta lui? Beh, lui, posso dirlo io come sta. Beh, lui diciamo che è un gran signore, che vederlo da questa stesa sembrerebbe che, una stesa così, meglio di così. A vederlo così sembrerebbe che stia bene. E sembra forse che abbia cercato che stia cercando di recuperare qualcosa qua. Le belle carte, amore, gran signore, conversazione, addirittura Meneo, sembra quasi che cerchi qualcos'altro, amore. Incontri nuovi. Non è uno che sta a casa a piangere. Non è uno che sta a casa a piangere e in più è sempre un gran signore, nel senso che... Probabilmente noi non conosciamo nulla di questo Roberto, ma magari è in una posizione sociale abbastanza interessante che, diciamo, attira, no? Anche... Pensi? Ma magari, non lo so. Però a vederla così ha molte opportunità. Ha molte opportunità, è un tipo che ci sa fare anche, piace alle persone. Andiamo avanti e vediamo che nel prossimo periodo sembra che in qualche modo con una persona sposata, con cui potrebbe essere proprio la sua compagna, visto che qua compariva comunque qualcuno. Sì. O la moglie, ecco, esatto, comunque la donna ufficiale del prossimo periodo potrebbero avere delle incompatibilità, qualcosa che va a fermarsi. Sì. Sembra quasi che sia entrato qualcosa in ingranaggio che sia un po' bloccato. Cioè, se adesso lo vediamo in una linea che sembra un fiorellino, nel futuro prossimo... Infatti altre occasioni con rivali, con situazioni un po' così... Bisogna dire che è un uomo fortunato.
La fortuna Sì. sembra che gli sorrida, anche se è un po' orgoglioso di qua e di là. Allora, l'esito, questo risponde un po' alla sua domanda, come sta? Sicuramente ha qualche rimpianto Sì, e gli manchi anche. Altro che. Sembra anche che possa esserci una specie di ritorno. Un comeback. Però È un grande punto di domanda è da questo. vedere Sì, perché perché visto che sembra quasi molto gettonato, no? Nel presente, magari col passare del tempo potrebbe anche rimpiangere proprio lei come persona. sicuro, sì. Questa stesa qui finale, questo parla chiaro, lui la sta pensando a dei rimpianti nel futuro, ma anche E anche lei, nostalgia, E anche Vabbè, lei, noi anche stiamo lei due. guardando Lui. solo lui, dunque c'è un po' di nostalgia dei rimpianti e Sì, magari potrebbe ritornare potrebbe esserci un nuovo inizio, sì. Sì. Comunque è molto gettonato questo signore. Sì. Si sa fare moltissimo, no? Essere uno, sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo. Cancellate le Io la domande. Alzheimer, ma molti altri no. Allora, vediamo un pochino la prossima domanda di Marisa. Buonasera Ilde Marietto, vorrei sapere se le Sibille mi consigliano di allontanarmi dalla Sicilia. Maria, 27 aprile, me l'hai abbassato. Confermo ci sarà. Lo so. Fra di noi ci capiamo. Scherzo. Ho la minigonna. Ti chiameranno Farinelli poi, attenzione. Chi è il Farinelli? Cercare. Allora, Maria, 27 aprile 68, vediamo se le Sibille le consigliano di allontanarsi dalla Sicilia. Così bella la Sicilia. Già. Noi ci siamo innamorati. Vediamo un po'. Maria. Cosa le consigliano le Sibille? È un po' maniconico. Un po' di nostalgia, di luoghi lontani. Però è una donna forte, una donna virtuosa. Non un po'. Qualche nostalgia. Eppure guarda che linea del passato, è stato un colpo di fortuna. Altro che è stato un colpo di fortuna viene qua. Perché non, sai, a volte non... Ma guarda che belle, ma no. Allora, io vedo che tu ti manca, più che altro il tuo tormento è legato alla tua indipendenza economica, il lavoro che avevi, forse la casa, cioè ti mancano un po' delle cose che avevi. Quei parametri che c'era magari. Però guarda che questa partenza, vedi che c'è il luogo lontano, dunque il venire in Sicilia. Aspetta che forse non lo vede bene. Ecco, giusto. No. Questo chiaramente rispetto il punto di partenza, e visto che si parla della linea del passato, si riferisce a questo luogo lontano, no? La Sicilia, dove ti sei trasferita. E effettivamente ti sei trasferita con le migliori intenzioni, anche se probabilmente avevi delle idee che poi, insomma, non è detto che si siano manifestate, però guarda che venire qua è stato un colpo di fortuna. Però, ho detto qua perché noi ti rispondiamo dalla Sicilia. Allora, però abbiamo visto che casa, mercante, denaro e sospiri fa sentire che tu vorresti comunque ricominciare ad avere la tua autonomia, e questo ti tormenta. E ti tormenta questo senso di lontananza, allontanamento che cominci a percepire forse proprio rispetto alle cose del tuo passato. Allora, però qui non è che sta dicendo che devi... No. Cioè non vediamo la partenza. Anzi, sembra quasi più un tormento psicologico, no? Interiore che la non reale, perché esatto. in realtà, se saprai attendere un pochettino, con un po' di pazienza, si svilupperanno dei progetti importanti e delle cose importanti. Certo, nel prossimo periodo avrà comunque di che lamentarsi, sì. Qualche problema ci sarà ancora, forse a causa di alcune circostanze non proprio felici, no? Però in realtà
ecco, non è che ti posso dire che c'è una Anche carta perché, della anche partenza, perché anzi c'è una carta del un ritorno ritorno, rispetto alla Sicilia. esatto. Cioè se parti, torni, Mm. perché è possibile che questo possa dire che lei decide comunque di allontanarsi proprio perché, e poi vedrà che ci Esatto. saranno più difficoltà e tornerà indietro. Potrebbe anche essere così. Perché l'esito è positivo, alla fine. Vedi che se io ti dovessi dire ti consigliano di partire, gelosia e superbia è un no, non è una bella carta, non è un invito a partire. Esatto. Cioè, Anzi, non risponde c'è quasi qualcosa di nuovo a livello finanziario. Dunque, per carità, poi sai, a tua discrezione, ma le sibille non te lo consigliano. Beh, certo che l'adattamento non è semplice. facile, non è facile, Vediamo però un la po'. Sicilia ha dei bellissimi punti. Allora, andiamo avanti a rispondere a Beatrice. Beatrice? Troverò un ragazzo per una storia seria, 25 luglio 85. Vediamo un po', Beatrice. Beatrice, si troverà un ragazzo. E vediamo se c'è qualcuno di nuovo che ha scritto qualcosa. Oh, Tiziana. Ciao Tiziana, ci manca sempre la nostra Tiziana, ormai la conosciamo anche da Paola, 6 ciao, ben ciao trovata, Paola, ben ciao, ritrovata. carissima, ciao. Che non so se la Tiziana oggi compie gli anni. Il compleanno della Tiziana? Beh, qualcosa, non è Tiziana che oggi compie gli anni, perché ho visto sua figlia che gli ha fatto gli auguri, io mi sono codato. Allora, auguri. Tiziana Luci che compie gli anni, o li ha compiuti, insomma, siamo in zona di recente, ok. sì. Oh, guarda Marietto, non hai l'Alzheimer, però. Ma intermittenza. Hai capito? Un momento di lucidità, Tiziana. Auguri Tiziana. Auguri, Tiziana. Allora, aspetta, ritorniamo a Beatrice. Troverò un ragazzo per una storia seria, 25 luglio 85. Vediamo un po', Beatrice, l'amore, cosa le riserva? L'amore. Vediamo un po' l'amore. Ai. Allora, il taglio ancora parla di false promesse. False promesse, stai attenta, in giro di qui, sì, allisciatori. Guarda qua. No, mamma mia. Lascia stare. Nel passato sicuramente. Forse c'è un comeback. Attenzione. Un comeback no, lascia stare. Però in futuro. Allora, ascolta. Molto. Eppure pensavo di averle messe bene, invece sono una più disordinata dell'altra. Allora, si vedono? Ok. Sì. Allora, guarda, sicuramente nel passato ci sono state discussioni, litigi, pettegolezzi, contrarietà, cioè anche accesi, piuttosto accesi, che hanno portato a concludere un rapporto, l'allontanamento anche piuttosto freddo, piuttosto corposo, con lo sbattere la porta. Volavano i piatti in cucina. Questo non lo so. Perché mangiavano McDonald's? Chi lo sa? Tu sai? Allora, dunque qualcosa non si è concluso felicemente nel passato, comunque ci sono stati dei segreti, delle cose piuttosto importanti, pesanti. Allora, guarda, in questo momento lo so, sei un po' così, un po' dubbiosa, ma sembra aprirsi un qualcosa per le chat, per telefono, vedi che c'è un qualcosina. Sembra quasi una vecchia storia, quasi un comeback. Magari si riallaccia un qualcosa, sì. Magari sei rimasta amica con qualcuno dei tuoi ex che potrebbe rifarsi vivo, a volte ritornano 2.0. Il postino suona sempre due volte. Ecco, diciamo che però questo ritorno, che per un periodo sarà felice, poi dopo potrebbe invece concludersi con un tradimento e qualcosa che non va. Comunque lo sentiresti allontanarsi e scopriresti, vedi che poi con le lacrime, che lui aveva un'altra pronta nel taschino. Allora, però guarda un po', sicuramente a te manca l'idea di avere dell'intimità, di stare con qualcuno, ma guarda che ti portano
queste due carte, l'arrivo di una persona nuova nella tua vita che corrisponde o almeno soddisferà alcune, se non tutte, delle tue aspettative. Però questo nel futuro. Esatto, più avanti. Futuro. Purtroppo probabilmente ti farai prima un attimino... Sì, un periodo nero, diciamo. No, magari si fa un pochino... No, raccontare qualche storia da un ex che cerca di riavvicinarsi le fa perdere solo tempo. Esatto, quello ti fa perdere. Il prossimo periodo ti fa perdere tempo. Il prossimo potrebbe essere uno che già conosci. Allora, andiamo avanti. E dopo Beatrice, Cinzia. Allora, Cinzia, 8 giugno 70, chiede di Davide, nato il 12 agosto del 75, alle strette. Vuole sapere, insomma, il classico ultimatum, o seria o ci lasciamo, una cosa del genere. Vuole sapere se ci sarà una storia seria tra loro o è finita. Vediamo un po', perché magari non era interessato a una storia seria. Allora. Vediamo un po'. Allora, fammi vedere il nome di lui, perché... Un po', vado su, aspetta, vado la regia, va su. Alt, troppo su, un po' più su, Cinzia, Davide, ok, diteci di Davide. Vuol tenere cose sotto il tappeto. Guarda, glielo dici tu, glielo dico io. Guarda, prenderà del tempo, troverà il modo di farti ragionare un altro po', ma alla fine io non penso che... Non vedo una primavera qui. Tu la vedi? Anzi, sembra quasi che ci sia un'altra. Poi il finale... Altro che quasi, qua c'è un ladro qui. Sì, no, guarda... poi qui sembrano solo interessi materiali. No. Sembra che abbia trovato un certo comodo nell'intimità con te. Esatto. Non è che si viene a rifugiare nel fine settimana così tu lo lavi e lo stiri. Chi lo sa. Comunque no, non lo vedo, sai, non... Questo mi sembra un po' cattiveria, ma sai, c'è... Ma ci sono anche quelli che fanno così. Ah sì? Sì. Grazie. Che magari vivono grazie a casa, magari vivono a casa della mamma tutta la settimana e a fine settimana scappano dalla donna. Ho capito. In ogni caso, allora, non so, io l'ho buttata là, poi magari ho avuto fortuna nel dirla così e prenderla. Però non è un uomo che ha intenzioni. No. Ti dico che è proprio bloccato sotto quell'aspetto, anzi è fermamente... Lui guarda le cose materiali. Esatto. No, guarda, cos'è che diceva quel tipo là 2000 anni fa? Non buttate le vostre carte ai porci. Ai porci, sì. C'è una cosa del genere, guarda, vale molto e lui si è reso conto come vuole sfruttare tutte le... Vai un attimino avanti, va che è meglio, lascialo andare. Cioè, se io penso che lui tergiverserà ancora un po', non è una cosa che... Sì, cercherà di raccogliere. Sì, cercherà di farti un attimimo contenta. Però guarda che alla fine avrete ancora la stessa discussione. Sì. Non ci può con il buono, guarda il finale, vuol tenere le cose nascoste. Esatto, poi magari vuole trovarne un'altra nel frattempo. Penso che tu abbia fatto bene a metterlo alle strette più per una cosa tua che sua, perché se fosse stato per lui andava avanti così, stava bene. Andiamo avanti. Laura. Cosa dice Laura? Se le varie cause con il mio ex marito andranno a buon fine per me, in modo particolare la separazione giudiziale. Io Laura 23 maggio 80, lui Francesco 29 dicembre 73. Ma è sottoscritto ancora qualcosa?
Lui ha anche chiesto la vendita della casa mettendo i figli fuori. Oh, però, Il signore. un galantuomo. Sì. Guarda la mia pillola sulle polpette. Un paio di polpettine. Un paio di polpettine. Io spero che tu sia cointestataria della casa, almeno così ti prendi la tua parte e poi... Vediamo. Vediamo un po'. Vediamo per Laura come andranno le cause con il suo ex marito. Ok. Ma sembrano buone occasioni per te. Sembrano buone, c'è sulla strada giusta. Andiamo a vedere. Il taglio è positivo. Guarda le discussioni sulla casa. Ma lì c'è stata una guerra. C'è stata una guerra, no? Vedi che le cause. Guarda l'idea che si ispira. Ma sembra che sia un po' fortunata Laura. Sì. Beh, insomma, c'è un po' da lottare, C'è da lottare di brutto. Allora. Un grande punto di domanda. Perché quello lotta fino alla fine. Anche lui lotterà. Dunque, diciamo che ancora non se ne vede l'esito, non sarà una cosa veloce, Laura. Non è una cosa veloce, anzi, devi stare attenta perché, vabbè, tu avrai un colpo fortunato sicuramente, ma lì guarda qui come sviolina e cerca di raccogliere, no? Poi guarda le lettere che ti spedirà. Allora, come hai visto, abbiamo, fin dalla prima riga abbiamo visto discussioni e la situazione legata alla casa che va a cambiare. Dunque lui sicuramente ha proposto questa cosa, ma è possibile che gli abbia dato l'imbeccata qualcuno, Non credo che sia arrivato alla cosa da solo. Sembra quasi una persona un po' adulta, un po' grande. Magari il suo avvocato, Non lo so, qualcuno durante un incontro gli deve aver suggerito questo colpo di genio. Comunque si può dire che questa causa, vedi che subisce dei ritardi, va per le lunghe, anche se per te potrebbe essere anche qualcosa di positivo, perché fin quando non si esprime un giudice, in questo caso non può prendere autonomamente delle decisioni, soprattutto in merito alla casa abitata dai figli. Dunque ha voglia che la mette in vendita, ha voglia che la mette in vendita. In ogni caso non potrà fare nulla finché non si esprime il giudice. Dunque per ora sembra che questi ritardi giocano per te. Nel prossimo periodo lui farà delle proposte che sembreranno soddisfare in parte delle cose, ma attenta perché può anche indicare comunque che c'è qualcosa che può arrivare da lontano. Vediamo un po' però. C'entra un colpo nuovo, mi sa. Sì, ma non è negativo, c'è qualcosa che comunque può anche indicare l'arrivo di notizie o di aiuti da parte di una persona. Comunque, ancora non si vede l'esito, sinceramente, perché lui si batterà. Guarda qui, questo qui lotta come un leone. Lui si batterà. Lotta come un leone. E ogni tanto qualche colpo fortunato lo infila, però sarà ancora lunga. Sarà spalleggiato anche da non si vede, sì, però non si vede, ecco, l'esito. No, non c'è ancora un qualcosa. Quindi diciamo ancora per 6-9 mesi sembra tutto. Sì, la cosa va avanti alle lunghe. Comunque non ti preoccupare che questa cosa gioca a tuo vantaggio. Gioca a tuo vantaggio, sì. Se l'avranno fortunato. Va bene. No, ma guarda un po' pronto. Io direi che sono esaurita. Lei è esaurita, ma non preoccupate, ci sono io. No, sto scherzando. Io ci sono domani nel pomeriggio e la mattina su Facebook ogni tanto. Sapete, se volete un consulto, 20 euro 45 minuti con lei e 100 euro 20 minuti come no. No, non è vero. Chiamerebbero tutti me, non certo. trovare convenienza. Va bene. Dai. Allora, vi ringraziamo per aver passato la vostra serata in nostra compagnia, speriamo di esservi stati d'aiuto. Mercoledì comunque alle 21 saremo sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Quello famosissimo.
Ci rivediamo allora mercoledì e poi venerdì alle 21:30. Però non ci sarò io venerdì, che sarò a fare un trasloco. Sei per un trasloco? Trasloco, sì, vado a Barcellona. Come si chiama? Pozzo di Gotto. Se siete di Barcellona, Pozzo di Gotto, vi vedrete passare con i sacchettini e roba. Bene, cari amici, grazie, vi vogliamo bene. Alla prossima.